Diritto alla salute e politiche di inclusione, questo è stato il tema di un interessante convegno organizzato dall'ASP di Agrigento che ha visto relazionare Giuseppe Capodieci come direttore, quindi Don Giuseppe Cumbo, vicario dell'Arcidiocesi di Agrigento, sindaco della città Miccichè, a seguire Giovanni Di Leo, procuratore della Repubblica, con un focus sul tema, l'assistenza alla povertà. Ha introdotto i lavori Salvatore Castellano, direttore sia VASP di Agrigento, Valerio Laspi, direttore della Caritas di Agrigento. Gabriele Barbaro ha rappresentato la prefettura in un discorso sulla salute senza frontiere. Quindi si è parlato della parità di genere, con un intervento del direttore dell'ASP di Agrigento, Peppino Fabio Segreto. A conclusione, disabilità e inclusione, con l'intervento di Leonardo Giordano, Giorgio Patti e Angela Rancatore. Allora, nasce dalla esigenza di cercare di integrare le varie istituzioni, quindi abbiamo avuto l'onore e il piacere di ascoltare il Procuratore della Repubblica che ha fatto il focus sul tema, sulla necessità del diritto alla salute inteso non come un'opzione ma come un dovere etico-morale. Sotto questo punto di vista l'ASPE sta organizzando un ufficio che chiameremo Politiche dell'inclusione, che avrà 4 organizzazioni, uno per l'assistenza ai poveri, uno per la parità di genere, uno per la disabilità e l'inclusione ed un altro proprio per Salute Senza Frontiere, per assistere agli immigrati, perché pensiamo che le politiche dell'inclusione siano uno dei doveri dell'assistenza verso l'utenza in senso generale, però c'era la necessità di fare il punto con le altre istituzioni, qui c'è l'INPS, la prefettura, le organizzazioni del terzo settore, perché tutti insieme possiamo riuscire a migliorare la qualità dell'assistenza.